Anche quando esce dal campo lo prendi. Bacia tu. Sì, sì, Amici di Sporticity, ci siamo, è arrivato il momento della prima finalissima della prima edizione delle Memorial Carmelo. Buongiorno di fronte il Palermo e l'Academy Panormus in palio. C'è il titolo della categoria giovanissimi regionali Under 15. Abbiamo appena visto la finale per il terzo e quarto posto portata a casa dal calcio Ciccio Galeoto nella sfida contro la cantera Ciaculli. Adesso in palio lo scettro di campione per i ragazzi nati nel 2008 o inferiore, col Palermo che è già in campo per dare il primo calcio al pallone, mentre l'Academy Panormus, come vediamo sullo sfondo, si sta caricando con una partita che sicuramente gli arancio-nero non vorranno fallire per alcun motivo. Partita che sta per iniziare, dunque primo pallone affidato alla squadra di mister Michele Chiappara, che rispetto alla prima partita di oggi, quella vinta proprio contro il calcio Ciccio Galeoto, ha una novità in formazione, mentre inizia la finalissima. Il primo pallone gestito da Francesco Balsamo, il tocco largo, dicevo una sola variazione rispetto alla prima gara, c'è Michele Balsamo al posto di Lacorte. Per il resto formazione identica, ma attenzione al primo attacco da parte dell'Academy Panormus con il lancio all'indirizzo di Vassallo, mette fuori senza badare troppo ai fronzoli Greco. E c'è il fallo laterale per Piazza. Il controllo da parte di Zito, lui sì, dal primo minuto al posto di Violante, mentre l'altra novità riguarda l'uscita di Novara e l'ingresso di Milano. Qui tenta la rovesciata Vassallo, per la palla rimane lì, allontana Shortino. Michele Balsamo affrontato proprio da Milano che di fatto è l'unica new entry proprio per via dell'indisponibilità per la finale da parte di Novara. Attenzione a questa palla che è passata, c'è Lacorte che è stato schierato al posto di Ingrassia, mette in mezzo, allontana Izzo che anticipa anche l'uscita di Caccamo. Dunque ancora attacco vivo, Vitale strozza il tiro. Dunque facendo un po' di ordine, Michele Balsamo ha preso il posto di Ingrassia nell'11 di partenza, gioca nella posizione di Lacorte che è passato a destra. Per il resto la formazione del Palermo è la stessa vista questa mattina. Dall'altra parte ci sono Zito al posto di Violante che siede in panchina e Milano al posto di Novara. Sembra quasi geografia, invece è calcio. Intanto fallo di Vassallo. Calcio di punizione con l'avanzata di Shortino, il tocco di Francesco Balsamo, poi Pipito, tutto di prima, posizione regolare per Michele Balsamo che passa al centro, Giarraffa si libera, Giarraffa costretto ad allargarsi, Pipito converge e la sua zolla vuol calciare, palla fuori. Già 2 tentativi in 3 minuti per il Palermo.
so per noi hanno un torneo e poi ho visto il girone. C'è calcio di punizione per il Palermo sul pallone Vitale che scodella al centro. Pallone che rimbalza nell'area dell'Academy Panormus. Arriva a mettere l'ultima parola di Caccamo. La palla che rimbalza alle parti di Pipito, poi allontana Cangemi. Milano, arriva Francesco Balsamo. Milano può avanzare, palla lunga in posizione sospetta a Vassallo, l'arbitro lascia giocare, allora Shortino mette in angolo, primo tiro dalla bandierina e per l'Academy Panormus, nello specifico per Sito. La battuta è il numero 15, pallone scodellato al centro, Spitaleri prova a girarlo ma viene anticipato. Cancemi la ripropone, Milano calcia al volo, palla fuori. Apprezzabile il tentativo da parte di Mattia. Milano Greco, palla per Bernardo. Il Shortino la gioca sul Puccio, lancio lungo, prova ad arrivare Pipito, la palla esce dal campo, anzi no, la palla è rimasta in campo. Pipito che ha tratto in inganno tutti interrompendo la sua corsa, adesso la palla è uscita. Rimessa per Milano, la scodella Zito in avanti, prova ad arrivare Bodo che viene anticipato, colpo di testa e poi chiude Cangemi. Si lotta ancora, prova ad uscire Shortino ma c'è stato il fallo. Baudo alla battuta della punizione, 6 minuti e mezzo trascorsi. Milano, il cross, l'uscita ottima da parte di Giacalone, poi aspetta troppo il pallone e rischia di perderlo la corte, guadagna comunque fallo laterale il Palermo. Bernardo alza la testa, Giacalone fa scorrere su Shortino, Puccio, lungo linea intercettato da Lenzi. Con la presenza di Zito, Lenzi gioca un po' più defilato sulla destra, che potrebbe anche tradursi in più spazio per le sue giocate. Qui Milano rischia qualcosa dopo il buco di Zito, Spitaleri con una palla non semplice per Di Caccamo, costretto a spazzar via, lo fa bene. Rientra in tempo da fuorigioco Vassallo, duello con Greco che gliela sporca. Poi intervento di Vitale. Piazza per Cangemi, ora Spitaleri. C'è spazio per Cancemi. Alla lungolinea per l'avanzata da parte di Vassallo, affrontato e fermato, un fallo laterale. E c'è Piazza che può andare con le mani. Spalla alla porta a Vassallo, scarica ancora su Piazza che crossa svirgolando. Vassallo prova a tenerla in campo ma esce lo stesso il pallone.
Puccio. Palla scorre, la tiene in campo Michele Vassallo, no? Prova ad avanzare Pipito, interviene Izzo. C'è una rimessa per il Palermo già battuta. Vitale, la Corte scarta verso l'interno, sempre la Corte lo ferma, però Baudo che può rilanciare l'azione. Baudo inseguito, Vassallo, anche lui contratto da Vitale, poi Baudo non riesce a tenerla in campo. Qui ottimo il lavoro in ripiegamento di Vitale. Perde palla Francesco Balsamo, uno dei primi errori dell'intero torneo, al quale però pone subito rimedio. Pipito, Giarraffa allarga subito. Michele Balsamo riesce a girarsi su Milano. Francesco Balsamo per Michele Balsamo che dribbla. Balsamo, il tocco, la Corte, controllo destro. Da dimenticare il tiro. Mentre va giù Milano. Milano al quale vengono prestate le cure. E anche l'assistente di Casa Palermo, massaggiatore. Un team sempre molto corposo, ogni formazione sia a livello regionale che nazionale porta con sé i membri del proprio staff fino ovviamente all'aspetto sanitario. Si può riprendere con Milano che ha ancora a bordo campo in 10 momentaneamente l'Academy Panormus, non ha effettuato cambi, non vuole effettuare cambi, non ancora. Calderone. Qui mette fuori Izzo, torna in campo Milano. Questa è sicuramente la notizia migliore per l'Academy. Tanto c'è un fallo laterale per Greco. Controlla Vitale che scambia col suo terzino. Greco prende il centro, Francesco Balsamo prova a liberarsi, tocco di La Corte per Vitale, il tacco per Balsamo, la palla passa. Poi viene recuperata Pipito che calcia col sinistro! Mamma mia! Il più piccolo in campo sblocca la gara con una perla assoluta e passa a condurre dopo 12 minuti il Palermo. Pipito! Azione insistita, la palla è scesa lì, chiedeva solo di essere calciata e messa sotto il 7. È il gol di Giuseppe Pipito, classe, ricordo ancora, 2010, ma già fisico e piedi di altra categoria probabilmente. Qui attenzione però subito a Vassallo, rimesso in gioco dalla deviazione di Shortino che poi rientra e mette in fallo laterale. Palermo che mantiene la tradizione di questo Memorial Carmelo Bongiorno che l'ha visto sempre sopra nel punteggio, non fa eccezione la partita più importante tra le 5 in programma, ovvero sia la finale. E adesso vedremo anche la reazione dell'Academy Panormus che qui spende il fallo con Cangemi ai danni di Michele Balsamo. Puccio tentato dall'idea di cambiare gioco e servire La Corte che era da solo. C'erano troppi metri da far percorrere al pallone. Bernardo
Giacalone. Apre a sinistra per Puccio che controlla, può avanzare, aiuta Michele Balsamo che prende il centro, lui si cambia gioco con Vitale che la tocca col braccio. Calcio di punizione per i ragazzi in maglia arancio-nera con Spitaleri. Tocco per Vassallo, poi lungolinea piazza sempre per Vassallo che prova a sfidare Greco in velocità, va sul fondo, mette al centro, Vassallo! L'anticipo ai danni di Zito, anzi forse di Baudo, la palla è ancora lì, tocco con un braccio secondo l'arbitro. E calcio di punizione. Punizione molto interessante qui per l'Academy Parolmus. Ha preso la palla Federico Zito, vuole battere lui. L'arbitro fischia, 3 in barriera per Giacalone. L'arbitro ravvede la posizione della barriera, poi può fischiare di nuovo, parte Zito, palla alta. Riparte il Palermo, scaduto il quarto d'ora del primo tempo. Lo Shortino che avanza, calibra il lancio col sinistro, a vuoto ancora Izzo. Non da lui queste uscite a vuoto nel gioco aereo. Francesco Balsamo in avanti, Giarraffari in fuorigioco, non poteva ricevere. Poi Puccio prova a recuperare, Vitale gli dà una mano, sempre presente dove c'è il pallone, il numero 8 che poi viene anticipato da Milano. Cangemi lancia dalle parti di Lenzi che si sgancia, prova ad evitare Puccio, il quale però è bravo a mantenere la posizione, sbaglia però il rinvio e poi nello slancio commette fallo. Qui premiata la volontà da parte di Elvis Lenzi che si guadagna un altro calcio di punizione. Chiaramente qui posizione da cross, anche se sul pallone c'è Vassallo che col sinistro può anche dare qualche fastidio a Giacalone che infatti mette 2 uomini a protezione del primo palo. Fischia l'arbitro, parte Vassallo, battuta fiondata che non è né un tiro né un assist. Si riprende dal fondo con Chiappara da una parte e il tandem Caracausi-Calderone dall'altra, che continuano a dare indicazioni ai protagonisti di questa finale. Michele Balsamo, palla per Pipitò, controlla a seguire, dribbling su Izzo, ancora Pipitò che insiste, Izzo però mette l'ultima parola e soprattutto mette il pallone in calcio d'angolo. Si porta Vitale sulla palla. La palla in mezzo, colpo di testa a allontanare di Izzo, vediamo se si sgancia. La ripartenza dell'Academy, qui forse è troppa fretta di Baudo nel rimettere in gioco, poi fuori gioco. Ci sarà una punizione per Di Caccamo che gioca corto su Izzo. Izzo in uscita, palla al piede, poi la perde. Allora può ripartire il Palermo con Pipitò, il quale ha cercato la palla centrale su Giarraffa. Passaggio intercettato, poi uscita di Caccamo. Di Caccamo fa salire la squadra. Qui rimette oltre il centrocampo. A vuoto Shortino,
Baudo prova a lottare e resiste. Lenzi ancora per Baudo e per Vassallo, entrambi anticipati dall'intervento di Greco. Giarraffa riesce a girarla. L'arbitro fischia un fallo di Spitaleri, anzi fallo su Spitaleri da parte di Giarraffa. Milano. Baudo non può arrivare, c'è Puccio in anticipo. Attenzione a Pipito, c'è un'autostrada per la corte, prova a prenderla il 7, gli sbarra la strada ed è provvidenziale Piazza. Ancora Pipito, la corte, il miracolo di Di Caccamo, attacco ancora vivo con Pipito che ha fatto quello difficile, ha sbagliato quello facile. Palla alta, Palermo nuovamente, doppiamente ad un passo dal raddoppio. Izzo è andato lungo, intercetta la difesa del Palermo, Shortino è scivolata, poi Milano per Baudo. Lenzi controlla e gira ma viene intercettato di testa in qualche modo Vitale, poi Cangemi, la palla in profondità di Zito, buona idea per Lenzi che però è rimasto sui blocchi. Greco, la corte, lungolinea, Vitale spinto, l'arbitro fischia. Calcio di punizione, fallo di Vitale, abbastanza evidente la spinta di Spitaleri. Francesco Balsamo, palla per Puccio che la gioca in avanti, controlla Michele Balsamo che non tiene la palla in campo. Ultimi 4 minuti in arrivo per il primo tempo, tanta intensità, diverse palle gol, soprattutto per Marca Rosanero. Il punteggio però è ancora fortemente in bilico. Giacalone può andare al rinvio. Battuta a campanile, arriva Piazza, poi Izzo di testa, questa volta ci arriva. Francesco Balsamo evita Baudo, spinge il Palermo con 5 uomini, la palla in mezzo, intercettata da Milano, poi Baudo si allunga, Lenzi cerca di lanciare su Vassallo, ma è una palla irraggiungibile. E allora Giacalone la rimette per Greco. Shortino intercetta Lenzi, la palla rimane buona per Puccio. Pipito cambia gioco, intercetta Spitaleri, poi rientra tardi al fuorigioco Vassallo, l'arbitro lascia giocare anche perché la palla ce l'ha ancora il Palermo con Francesco Balsamo, solito break centrale da parte del 4 che poi la perde. Izzo anche lui va in solitaria, cerca Vassallo, interviene Greco che poi prova a perfezionare il disimpegno, Vassallo però usa la spalla per mandarlo giù. Piazza non trova Zito, contrastato regolarmente da Bernardo. Piazza col fallo di La Corte. Zito accorre. Per battere la punizione. Zito la mette in mezzo, la palla rimane lì, poi c'è Baudo che però va a vuoto, allora prova ad uscire per l'altezza del Palermo ma non ci riesce. Colpo di tacco da parte di Cangemi. Milano che cambia fascia per questa azione.
passa dal centro, intercetta Bernardo, prova a ripartire il Palermo ma non tiene la palla in campo Vitale, si rimane qui. La rimessa per Piazza. In arrivo l'ultimo minuto del primo tempo. Vedremo se l'arbitro accorderà del recupero. Ma intanto vediamo già Raffa. Tocco per Pipito che arriva sempre prima degli altri. Pipito prova ad armare il sinistro. La palla si perde abbondantemente fuori. Ci ha provato ancora una volta Giuseppe Pipito. Batte lungo di Caccamo. Puccio affrontato da Baudo, si gioca. Michele Balsamo, palla per Pipito. Mette in mezzo il pallone, l'anticipo di Spitaleri, poi Shortino. Colpo di testa sfiorato da Piazza, deve impegnarsi a tenere il pallone in campo qui Izzo che vince un rimpallo favorevole. La palla finisce in fallo laterale, direttore di gara che inizia a consultare il cronometro. 2 minuti di recupero. Quasi una novità il recupero in questa fase finale, visto che sia le semifinali che la finale per il terzo posto praticamente ha visto giocare 50 minuti veri e propri, considerando anche i punteggi. Qui invece 120 secondi di extra time già iniziato, già 30 secondi sono andati via. Shortino, ottima uscita, palla al piede, poi Bernardo. Greco, la Corte, resiste alla carica, ancora la Corte, palla per Greco che salta un avversario, allarga per Michele Balsamo che può attaccare. Balsamo in aria, perde l'attimo per puntare Milano, allora torna indietro. Cerca di passare in qualche modo Balsamo, Milano resiste, si continua a lottare in quella zona di terreno. Milano tiene il pallone in campo, lo calcia addosso a Balsamo. Ottima giocata difensiva da parte del terzino destro. Ultimi 40 secondi in arrivo. Poi breve break e infine l'ultimo atto, l'epilogo di questa finale e di questo torneo. Pipito si butta nello spazio, Pipito resiste. L'arbitro assegna calcio di rigore. Calcio di rigore per il Palermo. Atterrato Pipito da Spitaleri. Le proteste dell'Academy Panormus. Qualche scaramuccia anche sul tiratore. Alla fine se ne incarica Vitale, respinge di Caccamo, arriva Pipito che è il più lesto di tutti ancora una volta, e proprio in chiusura di primo tempo il raddoppio del Palermo, la doppietta di Pipito che può chiudere in bellezza il primo tempo, e Palermo a 25 minuti dal trionfo, ma c'è ancora un intero secondo tempo da giocare.
entriamo anche in diretta così, vocale dal campo sportivo Favazza di Terrasini, secondo tempo di Palermo Academy Panormus, finalissima del torneo riservato ai giovanissimi regionali under 15 per la prima edizione del Memorial Carmelo Bongiorno. Li vedete in sovraimpressione anche gli sponsor che hanno patrocinato, hanno sostenuto e sosterranno questo Memorial anche nelle giornate di domani e dopodomani. Ricordiamo in campo gli allievi regionali under 17, nello specifico due gironi, il girone di Misilmeri, il girone A, che metterà di fronte Academy Panormus, Fortitudo Bagheria, Polisportiva Gonzaga e Calcio Ciccio Galeoto. Girone B che si giocherà proprio qui alla Favazza di Terrasini, metterà di fronte Renzolo Piccolo, Costa Gaiadelcam, Panormus e Accademia Sport Trapani. Vi anticipo quali saranno le gare che trasmetteremo domani per quanto riguarda la fase a gironi. Da Misilmeri alle ore 11 Fortitudo Bagheria, Polisportivo Gonzaga, e a seguire Calcio Ciccio Galeoto contro Academy Panormus, mentre qui dal Favazza di Terrasini a partire dalle 13 Renzolo Piccolo contro Panormus e a seguire Accademia Sport Trapani contro Costa Gaia Adelcam, mentre venerdì in forma integrale, come abbiamo fatto oggi, le fasi finali a partire dalle 2, semifinali a partire dalle ore 9 fino all'appuntamento con la finalissima, che trasmetteremo ovviamente in forma integrale, mentre do appuntamento fin da ora, visto che sta per iniziare la ripresa, con la pagina Facebook ufficiale di Sportissimi per la premiazione. Già vedete, proviamo anche a inquadrarli i trofei. Purtroppo c'è la grata a ostacolare parzialmente la visione, ma sono questi i trofei riservati alle 4 squadre finaliste in un certo senso. Vedete anche il buon Tony Bonuto che sistema la faccenda. È arrivato anche l'arbitro. Intanto vediamo un cambio con l'ingresso di Novara al posto di Cancemi per l'Academy Panormus. Non ci sono cambi invece per il Palermo, quindi le formazioni con il Palermo che schiera in porta Giacalone, in difesa Greco, a destra Puccio, a sinistra centrali Bennardo e Sciortino, centrocampo con Vitale e Francesco Balsamo con Pipito un po' più avanti sulla tre quarti, Michele Balsamo a sinistra, alla corte a destra nel tridente completato da Giarraffa. Dall'altra parte Academy Panormus che schiera di Caccamo in porta difensiva, che adesso vede la presenza di Novara sulla destra, di Piazza a sinistra. I centrali sono invece Spitaleri e Izzo, che è diventato capitano. In mezzo al campo Cangemi e Novara e Milano, mentre inizia il secondo tempo. C'è anche in campo Violante, che ha preso il posto di Lenzi, quindi gioca Sito come riferimento avanzato, Violante e Vassallo sugli esterni. In avanti gioca appunto Sito, con Baudo a fare da sostegno. Non ha più cambi a disposizione l'Academy Panormus, che qui guadagna un calcio d'angolo. Il Palermo porta
con 6 in panchina il secondo portiere schiera, poi Cardinale, Mucera, Lucio Greco, Scoma, Aurilio, Giordano e infine Ingrassia. Intanto la battuta del calcio d'angolo, l'anticipo su Milano, vediamo che arriva per primo. Arriva per primo un giocatore dell'Academy, poi la palla rimessa in mezzo, rimbalza davanti a Giacalone che la fa sua senza problemi. Rimette subito in gioco la Corte. Converge la Corte, fermato però da Cangemi. Vassallo. Vassallo però passare al centro dove Milano viene anticipato da Pipito. Spitaleri. Poi Di Caccamo. La palla allontanata da Puccio. Poi Michele Balsamo. Pipito fa correre ancora Balsamo. Inseguito da Izzo. Balsamo perde il duello. Palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Palermo, che dunque replica il tiro dalla bandierina battuto dall'Academy Panormus. La palla sul secondo palo, prova ad arrivare Bernardo e viene anticipato. Attacco ancora vivo con Pipito che calcia col sinistro. Palla fuori di nulla, c'è stata la deviazione di Caccamo, palla in calcio d'angolo, sfiora la tripletta. Un ispiratissimo Pipito. Vitale gioca corto con Puccio. Pipito questa volta propone al centro, allontana la difesa e prova ad uscire Violante, ma ancora Pipito, anche in fase di contrasto. Torna anche su Baudo e allora vuol fare tutto lui. Giarraffa, posizione regolare. Giarraffa contro Piazza, si vede una maglia allungarsi, è quella del numero 6 nero-arancio e allora punizione per la Academy. Attenzione a quella palla quasi recuperata dalla Corte. Piazza subisce un altro fallo. Problemi per la Corte che però si rialza. Rimasto giù il numero 7, assistito a bordo campo, quindi Palermo momentaneamente in 10 uomini. Di Caccamo, Izzo elude la pressione, poi questo passaggio raccolto da Shortino. Vitale vede la corsa di Michele Balsamo, scortato fuori da Novara. Novara guadagna il rinvio dal fondo. Questo duello tra numeri 16, l'arbitro accorda calcio d'angolo. Quindi c'è stato il tocco di Novara, che non sembrava particolarmente d'accordo con la decisione. Intanto la panchina del Palermo si scalda. Vitale gioca ancora l'angolo corto su Puccio. Puccio torna dal suo numero 8 che propone questa palla in mezzo, la rovesciata tentata da Giarraff, palla fuori. Tra le altre cose si era coordinato alle sue spalle anche Shortino. Baudo, sempre in 10 il Palermo per il momento. La Corte non sembra farcela. Intanto Pipito non se ne cura, va avanti, subisce fallo, calcio di punizione. Fallo di Piazza.
calcio di punizione. Sta ancora verificando se può riprendere il gioco la Corte. Dice di stare bene, vediamo cosa decide Chiappara. Intanto Pipito col calcio di punizione direttamente fuori. Rientra la Corte. Si ristabilisce la parità numerica. Qui ancora una volta rischia Piazza. Quella che di fatto è una linea 3 della Panormus con Piazza, Izzo e Novara. Zito, Violante, cerca Milano, trova il colpo di testa di Puccio, poi Michele Balsamo, si gira, affrontato da Novara che recupera palla, cerca qui l'avanzata. Poi serie di trattenute, l'arbitro punisce. L'arbitro qui punisce la trattenuta di Spitaleri. E punizione per il Palermo. 7 minuti e 13 secondi trascorsi nel secondo tempo. Pipito, la virata su Novara. Pipito sul fondo. La battuta lunga, colpo di testa di Puccio. Poi Milano la fa scorrere. Fallo laterale, battuto proprio da Milano. La palla passa, Spitaleri reclama un intervento falloso ai suoi danni, l'arbitro non se ne avvede o quantomeno non lo ritiene tale. La Corte, anticipato da Piazza, fallo laterale per la squadra di Chiappara che continua a dare indicazioni, reclama il massimo dei suoi ragazzi, ultimo sforzo, ultimi 17 minuti più recupero qui dal Favazza di Terrasini. Puccio, Pipito di prima, la gioca. Interviene Novara, poi Michele Balsamo, adesso Giarraffa che con una finezza di troppo regala palla a Milano. Non c'è fallo. Il fallo era su Milano e non da parte del difensore dell'Academy. Calcio di punizione di testa Bernardo, poi Vitale. Non arriva la Corte, allora può avanzare Piazza per l'Academy Panormus. Il cross a cercare Spitaleri che adesso gioca da punta. Qui la Corte resiste a Baudo, però a passare la Corte riesce ad andare via, viene trattenuto. Calcio di punizione. Fallo di Cangemi. Bernardo decide di ricominciare da Giacalone. Puccio prende campo. Poi l'avanzata da parte di Francesco Balsamo che approfitta di un rimpallo, non dà la palla in profondità, lo chiude Izzo. Di Caccamo, calcio lontano. Bernardo, quel colpo di testa da parte di Vassallo, ancora Bernardo a calciare lontano. Francesco Balsamo prova a inserirsi, chiude tutto Piazza. Poi Di Caccamo, sempre col mancino ad allontanare. Bernardo verso Vitale e Giarraffa, entrambi in posizione regolare. Poi va giù Giarraffa, non c'è nulla secondo l'arbitro. Può girarsi Piazza, poi il lancio di Caccamo, controllo di Vassallo che arriva adesso. Vassallo punta allo spazio, c'è Milano tutto solo all'altra parte. Vassallo va da solo, calcia Vassallo all'alta.
Si esauriscono i primi 11 minuti del secondo tempo, ne mancano 14 più recupero alla fine. Palermo sempre in vantaggio per 2-0, ricordo la doppietta di Pipitò, prima una perla con una conclusione dal limite dell'area che si è spenta sotto l'incrocio, poi un rigore discusso dall'Academy Panormus, fallito da Vitale. Pipitò sul tapin è stato il più lesto. Qui intanto Zito guadagna calcio d'angolo. Qui l'arbitro ferma il gioco. Zito è pronto a battere l'angolo dopo averlo conquistato. L'arbitro fischia, Zito mette in mezzo l'anticipo di Shortino decisivo. Poi Cangemi, colpo di testa di Shortino, gli rovina addosso Spitaleri. Palla in calcio d'angolo. La battuta del calcio d'angolo, ancora Zito, primo palo, allontana Giarraffa. Milano anticipa e alimenta ancora l'azione d'attacco arancionera. Colpo di testa di Bernardo, quello di Giarraffa, la palla però rimane lì. Giarraffa ancora di testa, poi Baudo. Milano, è rimasto a terra Baudo. Cangemi, si rialza Baudo. Intervento di Puccio che però non è risolutivo. Zito in mezzo, di testa Bernardo. Poi Baudo col fallo. Ma buoni giochi, fallosi da morire. Giacalone va da Bernardo. Shortino. Palla, capitano che va da Michele Balsamo, il quale può sprigionare la sua velocità. Va Balsamo, fermato da Novar. Poi palla in fallo laterale per il Palermo. Francesco Balsamo. Vitale scavalca, dove però c'è Baudo. La Corte riesce a liberarsi. Ancora la Corte, converge sinistro in mezzo. Non può arrivare Michele Balsamo, palla fuori. C'è un cambio nel Palermo. Con Ingrassia. Lascia il campo Michele Balsamo. Circa 10 minuti in più recupero per il numero 11 Mauro Ingrassia, da poco compiuto 13 anni. Ricordiamo, gruppo regionale del Palermo che è un anno sotto età, perché i giovanissimi nazionali compongono il gruppo dei 2008. Squadra che nonostante il gap anagrafico dimostra di avere tanta qualità al proprio interno. Colpo di testa di Puccio. Vitale prova ad uscire in percussione. Giarraffa col tacco per Pipitò, giocata prevedibile e quindi chiusa. Poi Vitale continua a lottare contro Cangemi, c'è il fischio e c'è il fallo. Izzo mette giù la palla. Ora dei compagni, poi lancia per vie centrali di testa Francesco Balsamo, poi Cangemi mette giù.
riesce a passare in mezzo a due, ancora Cangemi che vince il rimpallo, Milano, palla giocata in avanti, Milano qui perde un rimpallo, Vitale, la corte la tiene e poi però a passare al centro viene fermato, allora Baudo d'esterno chiude tutto Greco, Palermo che non sta concedendo nulla alla Academy, qui forse con un braccio Pipito, sì, calcio di punizione. Milano sul punto di battuta, a salire i compagni, poi scodella verso il cuore dell'area, c'è una spinta di Spitaleri. Punizione per il Palermo, 8 alla fine più recupero. Puccio, Francesco Bazzano con metri davanti, avanza il 4, chiude bene Baudo, poi Cangemi, si scontra con l'arbitro che non è riuscito a togliersi, poi ancora una volta l'arbitro a impallare, Zito per la corsa di Vassallo, Vassallo prova ad andare sulla sinistra, chiude Bernardo, poi forse entra un po' in ritardo Vassallo che non toglie la gamba, è rimasto giù Bernardo, è rimessa per l'Academy, quindi non calcio di punizione. Vediamo Cangemi, prova a girarla, viene fermato Baudo, ci sono 3 giocatori dell'Academy, Panormus a terra e intanto prosegue Pipito va da solo, allunga la falcata, chiude Novara, adesso l'arbitro si avvede, una scena abbastanza particolare dei 3 giocatori a terra, tanto si rialza Cangemi. Altri 2 giocatori dell'Academia a terra, entrambi credo vittime di crampi, uno è Spitaleri che non vediamo in zona, che è quello rimasto a terra ancora. La dottoressa Volpe che si sta occupando anche dei giocatori avversari. Tanto mancano 5 minuti alla fine, tante interruzioni. Cambi nel Palermo con l'uscita di Puccio. Dunque termina qui il suo compito.
esce anche Vitale. Sicuramente è entrato Scoma con la maglia numero 18, esce anche la Corte. Arbitro che rimette in gioco il pallone. C'è stato anche l'ingresso di Aurilio e quello di Giordano. Vassallo pressato da Aurilio, poi Giordano. Intervento di Baudo, la palla era già uscita, quindi rimessa Academy che, se vogliamo, ha una delle ultimissime occasioni di tentare una rimonta che in questo momento, cronometro alla mano, è molto molto difficile. Cangemi riesce a tenerla in mezzo a due, poi gliela porta via Aurilio, prova a correre ma senza successo Giordano. Di Caccamo, mancano poco più di 3 minuti alla fine, poco meno di 3 minuti alla fine in realtà, 2:40 per l'esattezza. Consideriamo il recupero, potrebbe essere anche abbastanza ampio. Di Caccamo può andare al rinvio. Vassallo prova a farla passare, tocca Greco, rimessa Academy. Violante viene anticipato, poi Pipito. È rimasto a terra Bernardo, che ha chiesto subito l'intervento del medico. Problema alla gamba sinistra per il centrale, sarebbe già da dire Iodarte, se consideriamo Papa Rosario, una carriera che parla da sola per chi mastica ovviamente il calcio dagli anni 90 in poi. Tanto non ce la fa Bernardo, entra Cardinale al suo posto e poi la solita staffetta tra Giacalone e Schiera. Si riparte con la rimessa per l'Academy Panormus, ultimi 35 secondi più recupero. Pipito in rovesciata mette fuori. Milano alza questo campanile. Baudo prova ad arrivare, lo anticipa Aurilio. Poi avanza Giarraffa, steso da Cangemi. Attenzione per Pipito che guarda addirittura la porta. Conclusione fuori misura. Di gara che guarda il cronometro. Interviene Aurilio, poi Novara riesce a tenere contro Ingrassia, colpo di testa di Scoma, poi Giarraffa cerca Pipito che non riesce nel controllo, era molto complicato obiettivamente. Poi Cangemi si incaponisce e perde palla, poi la ritrova Milano, converge, va da Izzo, Baudo,
avanza Baudo, la corsa poi di Vassallo, Vassallo costretto a tornare indietro, guadagna comunque angolo sulla pressione di Greco. C'è la battuta con testa di Giarraffa, poi a vuoto Aurelio, Baudo la rigira verso l'area, l'uscita di schiera, travolto, calcio di punizione. 1,5 oltre il 50°, Palermo che sente più forte e gustoso il sapore del trofeo. Qui intanto Pipitò allunga la falcata contro Novara, Pipitò resiste, scivolata di Novara, calcio d'angolo. Tocco corto ancora per Pipitò, Ingrassia, effetto del cross, viene ribattuto, poi Giordano, Giarraffa si gira, Francesco Balsamo lo scarico per Aurelio che scucchiaia in avanti, preso in controtempo di Caccamo che riesce a giocarla ma sbaglia. Cardinale per Giarraffa, tiro di battuta, arriva Francesco Balsamo, ancora Giarraffa, scontro al limite dell'area, è rimasto giù Novara, si gioca, poi conclusione da parte di Greco, parata da Di Caccamo, a terra Novara, arbitro che sta facendo terminare il terzo minuto di recupero, da capire a questo punto considerando anche il punteggio. A quanto dovrebbe ammontare l'extra time? Scaduto adesso il terzo. Direttore di gara che fa giocare Francesco Balsamo, poi Pipitò cerca di anticipare, Novara che si è ripreso, appoggia per Di Caccamo che va a lungo, Milano corre anche Violante che anticipa, Scoma, Violante, lo scambio con Milano che non tiene la palla in campo, rimessa Palermo. Torna a guardare il cronometro il direttore di gara, Pipitò contro Violante, allunga la falcata il 10, decisivo con la sua doppietta, la palla intanto per Ingrassia, l'arbitro fischia, fuori gioco. Izzo evita Giarraffa, ancora Izzo porta a spasso il pallone, Piazza lungo, anticipo secco di Shortino, gran torneo anche per lui che può avanzare in campo aperto, sempre Shortino, sgambettato forse da Cangemi, l'arbitro lascia giocare, è rimasto a terra Shortino, poi Pipitò avanza, evita un po' di avversari, altro scontro. L'arbitro fischia 3 volte, finita la partita ed è finito anche il Memorial Carmelo Bongiorno per la categoria giovanissimi regionali. Lo vince il Palermo che batte per 2-0 con la doppietta di Pipitò l'Academy Panormus. Bravi tutti, adesso premiazione, grazie per aver